Imposta di soggiorno incassata dal Comune. Per il secondo anno consecutivo un contributo andrà alla festa di San Calogero, in programma, come è noto, nel mese di luglio. Lo ha deciso l'amministrazione comunale di Agrigento, guidata dal sindaco Lillo Firetto. Così come aveva fatto già lo scorso anno, creando non poche polemiche arrivate principalmente dagli albergatori, il Comune si è mosso alla stessa maniera. In pratica, possiamo dire non curante delle lamentele, l'amministrazione comunale ha deciso di ripetere la scelta che aveva fatto nel 2018, stanziando 13.000 euro quale sostegno economico al santuario di San Calogero. I soldi prelevati dalla tassa di soggiorno serviranno per l'organizzazione dell'illuminazione artistica delle vie della città e la relativa fornitura elettrica, per i giochi pirotecnici, per la banda musicale e la manifestazione dei Tammurinara. Per il sindaco Lillo Firetto, insomma, la festa di San Calogero è un evento che coinvolge l'intera popolazione agrigentina e quindi costituisce un evento di richiamo turistico, per cui è giusto sostenere l'organizzazione. L'augurio è che non si arrivi alla festa a colpi di comunicati stampa di protesta che potrebbero servire solo ad avvelenare un'atmosfera che solo la festa di San Calogero sa creare in città. Speriamo, sostengono in molti, che la scelta del Comune contribuisca anzi a rendere ancora più bello l'appuntamento per rendere onore al compatrono di Agrigento.